Più attenzione agli aspetti ambientali e al coinvolgimento degli enti locali, facendo passare in secondo piano gli aspetti di carattere energetico. Sono queste le parole d'ordine della Regione Veneto per le future autorizzazioni di nuove centraline idroelettriche. Il punto di partenza, spiega l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacini, è la classificazione di tutti i fiumi, i torrenti e i laghi della regione che l'ARPAV tiene costantemente aggiornata secondo le direttive europee. La fotografia riguarda aspetti biologici e chimici. Da questo punto di vista diciamo che stanno abbastanza bene. Dico abbastanza perché non bisogna mai abbassare la guardia. Come dice la direttiva europea, anche se il corpo idrico viene classificato con uno stato di salute buono o elevato, dobbiamo fare e porre l'attenzione al massimo in modo tale che questo stato di salute permanga e rimanga, e non è scontato, e quindi dobbiamo essere sempre vigili su questo. È inoltre allo studio una proposta di legge regionale per modificare il percorso della valutazione di impatto ambientale per tutte le opere pubbliche che la richiedono, coinvolgendo maggiormente i territori dove prima il potere decisionale era concentrato nelle mani della regione. Oggi, spiega Bottacini, i comuni sono solo sentiti dalla Commissione che prende le sue decisioni in autonomia. Quando la nuova legge sarà approvata, la Commissione VIA continuerà a esprimere il suo parere tecnico, ma sarà una conferenza di servizi in cui gli enti locali avranno diritto di voto a prendere la decisione finale. Si tratta semplicemente di trasferire verso il basso, quindi più vicino alle problematiche del territorio, il momento decisionale, quindi parteciperanno anche i comuni direttamente coinvolti, che forse, ma questa è una mia opinione, di cui peraltro sono piuttosto convinto, hanno un quadro più completo della situazione locale e quindi anche dal punto di vista ambientale.